I lavori allo stadio provvisorio Sardegna Arena Cagliari sono giunti alla fase finale. Sistemata l'illuminazione e pronti il campo in erba, la tribuna centrale, distinti e curve, si sta procedendo alle rifiniture degli interni e a tamponare le strutture dell'anello nella parte esterna. La Commissione provinciale ha già visionato il nuovo impianto e ha richiesto alcune modifiche non di rilievo e facilmente eseguibili e proprio oggi si attende l'ok definitivo cui seguirà il nulla osta che arriverà dal comune cui spetta l'ultima parola dopo l'assenso della Commissione plurima. Sardegna Arena si presenta molto simile allo stadio di Isa Arenas che non ebbe fortuna e sembra ormai possibile che la partita contro il Crotone, prevista il 10 settembre o 11 se posticipata, sia quella dell'inaugurazione, burocrazia permettendo. Quindi si attende solo il via libera della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli che ha già effettuato un sopralluogo capitanata dal viceprefetto vicario di Cagliari e il comune che darà l'autorizzazione definitiva. Seguirà la vendita dei biglietti dei quali la società rossoblù ha reso già noti i prezzi.